Parliamo del ponte sullo Stretto, no? Bellissimo progetto. Mi chiedo perché non dobbiamo parlare dello sbocco a nord, che a mio avviso è altrettanto importante. Non possiamo più trascurare questo tema. Si toglie un sassolino dalla scarpa la numero uno degli industriali bellunesi che torna su un tema strategico per l'intera montagna, quello delle infrastrutture fondamentali in chiave Olimpiadi 2026, ma altrettanto prioritaria per la vita economica del territorio. E allora se la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina è in cima all'agenda del governo, per Laurent Berton è tempo di discutere seriamente anche dello sbocco infrastrutturale a nord. Lo sbocco a nord è nell'interesse non solo della provincia di Belluno, ma di tutto il Veneto. Allora a me piacerebbe parlare, oltre che dello Stretto di Messina, sentire qualcuno parlare della possibilità di fare questo sbocco a nord e rispettando quello che oggi sono le nuove tecnologie. A mio avviso fa più PIL lo sbocco a nord, per cui sinceramente penso che è un tema che bisogna affrontare e affrontare quanto prima, perché noi non ci interessa far parlare di noi, a noi interessa agire e avere delle risposte. In questi giorni, con la nascita a Padova della seconda Confindustria più grande d'Italia, Veneto Est, il dibattito si è acceso sulla possibile fusione anche con Belluno, ma la presidente Bertone è chiara nella sua posizione. La specificità di Belluno deve avere un'attenzione particolare che attraverso una fusione, a mio avviso, questa verrebbe meno. Io non dico mai di no a niente, dico di sì a progetti interessanti. Ecco, siccome io progetti non ne ho sentiti, sinceramente, come dire, per me i commenti che sono stati fatti in questi giorni, sono i giornalisti che si sono scatenati a chiedere ma c'è, non c'è. No, non c'è, semplicemente perché c'è una Confindustria Veneto e una Confindustria nazionale a cui noi facciamo riferimento.